Buonasera a tutti, visto TV, ite novella di oggi, di 17 del suo mese di Natale 2020, Kimbe. Bene, bene, siamo su, non abbiamo in questo mese, pure dovremmo poi entrare in festa, però poi abbiamo un dolo al manno de hackere. E dimos intanto come si presenta Saida, si presenta De Goi, in questo bello cielo quasi limpido, o che in questa nuga bassa ma pacu in pizza de pizzaine, insomma, ecco, e quindi chi lascia colare un pacco da lucca su sole, ecco di voi. E te non era stato Saravallo, de oggi non era oggi è mercoledì, si batto di che grado, la temperatura massima 8 minima, e insomma, belle che calcolato poi tutto da via. Casa, abbiamo lo stesso più o meno, belle che calcolato un po' tutte le vie, però non mostra qualche moneta verso la Zunnechi e poi le Sauna viene già a Sastrese, quindi qualche fusta sull'occhio, insomma, un pacco bilato a dare, 14 gradi la massima e 8 gradi la minima. Cominciamo che su toccamento dolo, abbiamo dolo Manno, però Marco Carzeda, Marco Luigi, ma con noto Marco, anzi con noto viene da Marcone, proprio però su, insomma, possezza le sue persone, insomma, una montagna. No, Besemuso, ecco qua, Salvatalla, la terra sarda dai speculatori delle servitù, vi ha sempre presente. Poi Salvatalla manna della carda contro gli speculatori eolici. Vigile del suo fuoco, puntuale, coscienzioso, fiapro, andare in pensione, ma la malattia non gli ha lasciato il tempo. In soccorrensamente, Marco, hanno il di sammento, con dare forza, in altre battaglia giusta, la possa terra sarda. Fino a Sinterno, restate su obitorio de si spidale Bruzzo in Casteggio, quindi ribasa sente in Casteggio chi chiede andare alle arche scondolo, può andare a su o, camera mortuaria, insomma obitorio del si spidale Bruzzo di Casteggio. S'interro este Kral, Giovia, a Sastrese e Sacreglia da Santo Giorgio in Bizzi. Condolenze e pazienza a sua famiglia tutta da parte dei Bizzi. Ma che gli aggiungere a questo dolaspia, a questo condolo, che gli aggiunge scorso che è uno il solo, o Ciriaco Dui, che è uno dei so, che proso frequenta Tabis TV, che è il nonno, Marco, il nonno, lì, che e esse nel restato transito, e no, bella poeta che ne ha una memoria che non sa che ti schiera tutto calestre, la differenza sua, e calestre sua mancanza che intende into il suo coro suo, into la sua vita sua. Caro Marco, non mio, non posso lasciarti andare senza scriverti delle parole. Sarei un ingrato se non lo facessi. Riassumere la nostra conoscenza lunga 50 anni, dei miei 52 anni, in 3 righe è difficilissimo per me, anzi impossibile. Tu mi avrai visto le prime volte quando ero ancora nella culla, o poco più avanti, quando ero nel passeggino. Comunque 50 anni ci sono tutti. Con mio fratello il Fisio eravate anche amicissimi da bambini piccoli. Non ci posso credere e non voglio crederci che tu non ci sia più. Mi sembra di vivere
un incubo a occhi aperti. Dio mio, perché? Perché ci hai strappato una persona buona, onesta, grande lavoratore, disponibile con tutti e non solo a me, ma anche ai suoi familiari, Antonello, Lorenzo e familiari tutti. Il nostro dolore è anche il mio, come se fosse capitato ai miei fratelli consanguigni, ai Fisi o a Giovanni. Dio mio, sei stato ingiusto. Marco, tu sei stato un punto di riferimento nella mia vita, un terzo fratello maggiore acquisito, una persona di cui potevo contare sempre quando avevo bisogno. Di ricordi insieme ne ho tantissimi. Quando mi chiamavi per sbloccarti la stampante e volevi buttarla fuori dalla finestra, ed io ti dicevo, calmandoti in modo bonario, che non era necessario. Le tue lezioni di scuola guida, con la tua Seat Ibiza rossa, vecchio modello, con io ancora di foglio rosa, perché io fino al foglio rosa non avevo mai guidato una macchina in vita mia. In quel periodo ne facevo tanti di errori alla guida, ma adesso li ho del tutto eliminati. Comunque quelle lezioni mi sono servite oltre a quelle della scuola guida. Altro ricordo quando mi guardavi dal basso verso l'alto e notavi che ingrassavo, io ti dicevo, che cosa c'è? E tu rispondevi, mi sembra che ti stia arrivando un attacco di mandronia acuta. Beh, avevi ragione e ti prometto da ora in poi che cercherò di fare qualche camminata a piedi in più e prenderò la macchina solo se è strettamente necessario. Tornando ai 50 anni di nostra conoscenza, Marco, tu hai vissuto tutte le mie metamorfosi e tutte le fasi della mia vita, dalla culla a oggi, passando nel periodo quando io ti ho scelto mio padrino di cresima. Di errori ne ho fatto tanti nella mia vita, ma sceglierti come mio padrino di cresima in quel lontano 1989 è stata una scelta da parte mia azzeccata e ne vado orgoglioso e fiero di averti scelto. Mi ricordo tutto di quel giorno. Tu con un completo scuro con la cravatta, con quasi 24 anni di età, e io uno scricciolo di ragazzino sedicenne con una specie di giubbotto bianco. Avresti meritato di farti una famiglia tutta tua, saresti stato un buon capofamiglia. Per concludere avrei preferito vederti ancora in piedi con le tue gambe e in sella alla tua adorata moto in giro per le strade di Biti. Purtroppo non è stato possibile ciò. Da ora in poi, quando passerò con la macchina in via Emilio Lussu, mi verrà quasi in automatico venire a casa tua a trovarti, anche se tu non ci sei più. Dimenticavo, mi mancheranno le nostre telefonate, Marco. Quando mi telefonavi perché avevi bisogno di me, io ti rispondevo in prima battuta con il classico pronto e tu mi rispondevi in sardo, tu Esese, con la tua voce forte e possente, io rispondevo in seconda battuta, eia, io so. Per qualche tempo mi verrà spontaneo immaginarti che quando riceverò telefonate da qualcuno penserò che mi chiami tu, Marco, anche se è un'altra persona. È giunto il momento di salutarci, ma non ci riesco a dirti addio, ma ti dico solo arrivederci. Sono sicuro che ci ritroveremo lassù a sederci in qualche panchina in paradiso per parlare dei nostri ricordi vissuti insieme. Caro Marco, non mio, grazie di tutto, riposa in pace, che la terra ti sia lieve. Questo è scritto Ciriaco 2, che come este in che ascoltare a Bisti TV. Amo un altro toccamento e dolo, questo pure importante, fino a idea diversa, in Seramonte a 97 anni, finché il morto per Pedro Pala, marito di Grassella Manca, adesso del Pistolu, babbo di Antonello, Dino, Marino, Anna Rita, scusate. Lui la noia Bessi e Poeres, insomma, come è in domo suo e Sapinedda, e da cui muovete a casa a Zinterro. Zinterro il mercoledì, cioè oggi, questi scrittueresi, da che 7 a strese in Sacreglia de Santo Iugli in Bizzi. Condolenze alle pazienza, famiglia a tutto, da parte del Bizzi TV. Addio, zio Pepe.
Bene, colamus a cosas menzes, bonas, a casu munnos che ta fanere da innantis, a chi muldolu, però dobbiamo pensare pure che la vita, sì che ti è pure posto che non bisogna più, dobbiamo aggradire che la vita nos presenta. Dai noi che abbiamo sul programma di Natale, Natale Bittese, domenica Battore che vabbè, bisogna già queste cose che sono colate, se coliamo la domenica 21 e beh, scrive una lettera a sul Nenneddu, tocca di impostare il sa sede del Bittarte. Poi siamo tesserie su 21, a 8 e mezza, questo è il concerto di Natale, Christmas Concert, Manuela Mameli voce, Davide Cravo chitarra, Stefano Pino Launedas e su Cinema Ariston, via del Feno. Poi brinchiamo la domenica 25, esibizione sono Zampognaro, a mezzodia e su corso. Poi a Saschimbe, proiezione del film e su Cinema Ariston, via del film. Sabato 27, concerto gospel con Florida Fellow Whitty Super Squad, Cinema Ariston, via del Fino. Domenica 28, scrive una lettera su Nenneddu, premiazione degli elaborati. Poi a Saschimbe, del sabato e su 28, proiezione film Cinema Ariston del Feno, via del Feno. Martedì 30, attività di animazione per il piccolo commercio, Natale nel cuore della Sardegna, aspettando cocktail di Natale, street food tradizionale e musica dal vivo in piazza Asproni. A Saschimbe e Mesa, accensione dei fuochi a cura dell'associazione Candeli dei Vizi, a 6 e mezza discesa di Babbo Natale, distribuzione doni ai bambini a cura del nucleo Speleolo Club di Nuoro, a 7 e mezza polentata in piazza e castagnata a cura dell'associazione Cadere dei Vizi. Ore 20, musica dal vivo e balli sardi con il gruppo Novo Sonos in collaborazione con la compagnia di caccia Isparomai. E poi abbiamo la scorsa, la mercoledì 31, Sarina Caputa, Sasunnechi, Cadere dei Vizi, punto di storo, solo pranzo, la corte di Mauro Lunesu, birrificio, poi Bisono, punto di storo, mescita e venda di birra artigianale e Bertoletta con confezioni regalo. Poi Bittart, apertura della casa di Babbo Natale, premiazione elaborati, poi laboratorio terra pintata, esposizione vendita ceramiche artistiche, solo mattina dalle 8 alle 13, terra pintata. Cantina Fratelli Ruio, esposizione vendita di vino locale, poi museo Via del Feno, museo Mubbi e della civiltà pastorale contadina, vabbè. Poi gioielleria Monni, mostra di gioielli, dalle ore 11 musica itinerante con il gruppo Novo Sonos, Piazza Sproni, Corso Vittorio Veneto, dalle 11:30 alle 12 esibizione del canto tenore romanzesu presso il Museo della Civiltà Contadina, presso Mubbi, chiamiamolo Vegai, dai, che abbiamo posto in pesce. Alle 11:30 animazione col fisarmonicista Niccolo Moro, in contemporanea in piazza Sproni, 11:30 e 11:30. Vabbè. Dalle ore 12 punti ristoro e street food a cura di birrificio Santo Giorgi, eccetera. E poi Enrique Galo, già baracca del comitato di Santo Giorgi, solo pranzo, pasta al sugo, chicca manca, pecora in umido e vermentino, formaggio e carne da pastore, angolo lavorazione e trasformazione del latte, in pirita, seata, gluten free. Boh. Poi Artemio Catering,
frittura di pesce, pranzo e cena, polisportiva Bitese, Sosubusone de Sabitese, ore 15 Cadere De Vizi, estrazione lotteria Arina Capute, ore 17 messa di fine anno Te Deum, poi ore 18:30 Salbulustrina, salone parrocchiale, Corso Vittorio Veneto, a seguire uscita del Sunnennedo accompagnato dal gruppo di canto a tenore romanzesu, dalle ore 23 fino a tarda notte, sa baracca del comitato di San Giorgio Martire, leve 2001-1991, ore 24 brindisi di mezzanotte, dopo il concerto DJ, spettacolo ore 23, spettacolo di fine anno, Dolce Nera e Istentales in concerto, Piazza Asproni. Visite guidate, museo multimediale del canto a tenore, museo della civiltà contadina e pastorale, complesso enuragico romanzesu, info cooperativa Istelai e vivono tutti sul numero del telefono. E insomma una cosa metta importante. E dimmi qualche manifesto, ecco questo sul cinema che veste su Vinti, intitolato Quinto Potere. Io non riesco a essere presente, che insomma io porto già una promessa di presenza a un altro evento, poi va bene, insomma, vediamo come a coordinare le cose, ma niente, tanto senti che collabora non si ne busca, e quindi come la duplicazione non è possibile, la clonazione non è possibile, e quindi Osa Buddha, Oso Borku, Dolce Nera, Capodanno a Bitti, che sono esistentale, il 31 dicembre 2025, Piazza Sproni, ore 23, alle 23, vabbè, a Sasunni. Allora andiamo da innanzi, aspettando Cortel di Natale, free street food tradizionale, 30 dicembre 2025, Piazza Sproni, accensione dei fuochi, e poi a quelle delle scadere, discesa di Elfi, polentata, musica dal vivo, con il gruppo Nuovo Sonoso, e appunto questa è un'altra manifesteggio molto importante. Ecco qua andiamo da innanzi il galo e noi che vamos associazione l'associazione Intermezzo non rappresenta 31esima edizione Anima Nera Mediterranea Gospel 2025 di Teatro Ariston, ore 20, Florida Fellowship Super Schwarm, sabato 27 dicembre, poi non esco di legge in inglese ma pazienza. Poi abbiamo l'appuntamento, concerto di Natale, Emanuela Mameli, Christmas Concert, dicembre, Cinema Teatro 21 dicembre, Cinema Teatro Ariston, via De Feno, 14, Bitti, numero. Bene, abbiamo fatto tutto, e ci riaccodo in arte gliela dovevo Bustiano, giustamente, infatti già apprezzato e lei sulla posta fatto per caso la pagina con il testo tuo, però non avevo approfittato subito per pubblicare. Colamo a sul giornale, sa prima pagina, stop a Reidone, la consulta riapre l'isola alle rinnovabili. Tode prendiamo atto, ma la transizione energetica si governa, non si impone. Condivido questa parola al lettore, insomma, non corremo sono caldo. RVM, tempo scaduto, Tode non decide, arriva il commissario, ma noi scriviamo proprio che Tode non decide, in modo tale che arriva sul commissario. Tanto è un commissario ad acta, non è che commissario a regione, commissario solo cusuato, però in cui si manifesta la prepotenza del suo governo, insomma, che non lascia chi in questa terra viene mere so saldo, insomma, e chi non si imponza da vraicare debba essere una vrabica di morte, in un besi vrabica pro la morte di tanto spizzinedo, di tante persone, la distruzione di tanta Sardigna, in domos bombas. La consulta boccia la regione, a Reidone la legge è incostituzionale, la Sardegna resta
senza difese. Ucraina, il gelo di Putin sul Donbass non si tratta, pure, vabbè, sono sputiniano, vamos, continuo, insomma, che sono amantioso dessa autarchia. Mi dispiace che questa pagina non si lega bene, ma che la torniamo a fare, che è una pagina in un vesto ciccolini, è una pagina della Nuova Sardegna, che sì, uno sicuro che la torniamo a fare, che questa pagina è il giusto merito, insomma, provincia di Oristano, Arogna Ogliastra, il numero. Ecco qua, la pagina la torniamo a fare, un attimo, non vi posso mettere, Ecco qua, fatta, comunque rinviamo la redazione. Vi pensate che tutto questo travaglio prima vi accade in un casino e tempo ed è di attrezzatura, insomma, oggi si può fare che si impacca attrezzatura a sua portata pure BCTV. Più corse e nuovi collegamenti nel piano regionale dei trasporti, le richieste della conferenza provinciale con le richieste della conferenza provinciale con i sindaci del territorio, che è praticamente il Consiglio provinciale, per razionalizzare gli orari delle corse dei pullman e avviare collegamenti con Abbasanta e Oristano. Sono tra le richieste che la provincia di Nuoro porterà alla regione, che prepara il nuovo piano dei trasporti, esigenze condivise nel territorio, come è emerso ieri nella conferenza in provincia convocata per definire la piattaforma rivendicativa. Al tavolo del presidente Giuseppe Ciccolini, i consiglieri provinciali e i sindaci del territorio. Bene. Esemolo, quindi andiamo ad innanzi. Allora, questo l'abbiamo visto, questo è lo stesso, questo è uguale, e andiamo da innanzi, RVM, tempo scaduto, Torre non decide, la rabbia di Urso, arriva il commissario, arriva il suo commissario, ne si manifesta, come in Timonanne, tutta la prepotenza del suo governo, chi non schiera ti imponere per forza una bravica di morte, sì che l'accano in su Vaticano, sì che l'accano a Cruzza su Colosseo, in Milano, e quindi innanzi sul Duomo, l'accano in un becchiere in una bravica di morte, ma non in terra sarda. A noi non spiace di fabricare casu, pirita, da gruglione, e tante altre cose, ma non bomba. Non è arrivato a questo punto, potrebbe non arrivare più il via libera della regione sulla valutazione di impatto ambientale a lavori già conclusi per l'ampliamento della fabbrica di droni, bombe e proiettili RVM, cioè praticamente la RVM ha fatto un ampliamento abusivo e poi dopo su via, cioè su valutazione di impatto ambientale, invece di demolire e poi dopo presenta sul progetto. Prima bisogna infatti demolire la parte che ha ampliato e basta il cantiere, abbiamo usate la via, sono sempre stravaglianne, si innaffutine di questa regola, se il bomba ha un mercato e quindi si che a produrre bomba, ecco questa che adesso vedete impacchettata, sono tutte bombe da chi ha una bucchia recente, cioè rughe, una suppa di sazzente e la ucchiene. E poi sull'ospedale stiamo cercando di salvare il paziente che il dottore si è impegnato 6-7 ore in una operazione e poi invece da no che parte sal bomba con chi stuttare la vita di questa persona. Il mancato via libera nei termini si è trasformato in queste ore in un violento scontro politico col governo. Tutto nasce dalla sentenza del Tribunale amministrativo della Sardegna che 60 giorni fa aveva infatti ordinato alla Regione di adottare il provvedimento conclusivo
del provvedimento di valutazione, procedimento di valutazione ambientale postuma entro il termine di 60 giorni. In caso contrario sarebbe stato nominato un commissario ad acta nella persona del direttore, valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, ma vensata su Michele, su commissario. La musadare su male venne tu la musadare. Questi avrebbe adottato il provvedimento conclusivo entro 60 giorni su istanza della stessa RVM. I primi 60 giorni sono scaduti ieri e la Regione non ha deliberato, come ci si aspettava e come la stessa Toglia aveva fatto chiaramente capire. Cosa è successo nel frattempo? Fonti ufficiose della Presidenza parlano di mancato invio di pareri da parte di tutte le direzioni generali coinvolte, una decina. L'ipotesi più plausibile è che a fronte di 2 voti contrari in giunta all'eventuale via libera, cioè vota Antonio Più di AVS, Verdi e Sinistra, e Ilaria Portas di Sinistra Futura. La Presidente ha preferito sacrificare la parola data. Mi prendo le mie responsabilità e se gli uffici mi diranno che è tutto ok, devo decidere, perché non voglio farmi commissariare. Ma ti deve fare che scommissariare, trincerandosi dietro un comprensibile ritardo degli uffici pur di salvare la compattezza della sua giunta e della maggioranza, anche se questa non sarebbe stata certo a rischio a fronte di un voto contrario di 2 assessori. Altre fonti della Regione parlano di scambi continui di documentazione tra Presidenza e direzioni generali che renderebbero meno forti le ragioni di un sì all'autorizzazione. In questo scenario di incertezza è intervenuto ieri il ministro del Made in Italy, Alfonso Urso. Mi auguro che la Regione si esprima sul progetto RVM rispettando il termine fissato dal TAR, ma ove ciò non accada ho già preso contatti con il ministro Picchetto Frattini, ma niente meno, affinché si possa intervenire tempestivamente in supplenza della Regione, così da superare uno stallo amministrativo ormai insostenibile e garantire finalmente una soluzione positiva ad una vicenda che si trascina da troppo tempo. Pote scrive, razza de prepotenzia. Bene, andiamo da innanzi, protesi su misura invece no, che bella nuova, il dottore che lavorano a posanare l'assente, che hanno altri invece lavorano a polauchiere. Protesi su misura di tibia e astralago. A Sassari, primo intervento nell'isola, lo ha eseguito al Policlinico l'equipe guidata dal chirurgo Andrea Valcarenghi. Il paziente era affetto da una grave necrosi, potrà continuare a camminare, cioè i nostri pazienti che lavorano può camminare l'assente e invece lavorano, ponche li stutare la vita, in questo mondo viviamo. La transizione energetica, e qui che siamo arrivati, però vediamo insomma caricate la pagina, ecco qua vediamo scusa, stop alle aree idonee, la consulta boccia la legge regionale, la Corte cambia le regole per l'installazione degli impianti, maglie troppo strette, no ai divieti assoluti per le rinnovabili, cioè in pratica te succede, pur sopra di questo argomento si sta decide tipo sardo. La Digna deve diventare una ciabatta energetica, deve diventare apputerio, e questo è su chi decidono il solo. Che cosa succede adesso? La legge numero 20 rimane in vigore anche dopo la sentenza della Corte. Le sentenze della Corte nella grande maggioranza dei casi non cassano per intero le leggi, ma solo le parti oggetto di impugnazione da parte del governo. In questo caso i punti impugnati erano 7, la Corte ne ha accolti 5. Dal giorno in cui la sentenza verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la legge regionale sulle aree idonee sarà dimagrita, depurata dei punti illegittimi, ma con tutto il resto vivo e operativo. Toccherà poi alla Regione integrarla se riterrà opportuno.
le prospettive, valutazione dei nuovi impianti, pronto su un supporto dei nuovi impianti, pronto su un supporto per i comuni. Cioè, caro il comune la Stappani Spiazzale, secondo la regione non è previsto un incremento di domande per impianti di energia da fonti rinnovabili. Le domande continueranno ad arrivare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Spetterà a loro emettere una prima valutazione anche sulla base dell'istruttoria fornita dagli enti locali, in questo caso i comuni. Poi i contributi nelle comunità energetiche restano in vigore gli incentivi, questo è una bella cosa, la Corte Costituzionale non l'ha cassato, tutto l'articolo 2 della legge non è stato contestato dal governo, le norme sulla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo e alle comunità energetiche rimangono in piedi. I ricorsi, la regione non può fare appello, i privati non possono chiedere danni, le sentenze della Corte Costituzionale non sono impugnabili, la regione però può nuovamente legiferare integrando la legge 20, ma solo seguendo le indicazioni scaturite dalla sentenza della Corte. I privati, i cui ricorsi contro la legge non sono stati dichiarati ammissibili, non possono chiedere i danni basandoli sulla legge, ma su particolari atti amministrativi. Potrebbero ricorrere al TAR e poi attendere il giudizio finale del Consiglio di Stato, ma non possono rivalersi sulla legge 20. Manco male. Norme alternative, è difficile superare il vaglio di governo e Corte Costituzionale. Cambiano le regole, il Parlamento si prepara a votare l'ultimo decreto del governo. La Regione ha varato la sua legge sulle aree idonee un anno fa. Da allora il governo è intervenuto 2 volte, cambiando proprio le basi su cui puntava la legge sarda. Adesso è possibile una nuova modifica delle norme quadro sulle aree idonee. Le regioni sono sempre obbligate a legiferare, ma con un sentiero molto più stretto rispetto a prima. Se non lo faranno, scatteranno i poteri sostitutivi del governo. La regione comunque ha legiferato, nei prossimi mesi integrerà la sua legge. È una guerra oramai all'ultimo sangue e all'ultimo potere, poi no che la transizione energetica si governa insieme, i territori, tolte regioni sotto attacco, centrodestra legge fatta male, il campo largo difende il provvedimento e rilancia, adesso il peso è tutto sui comuni, li sosterremo. RVM, Urso, governo pronto ad intervenire, l'abbiamo già visto, Issa Nuova Sardegna, questa stessa Unione Sarda. Case di comunità con la massa sanitate e assistenza e caos. Vabbè, no, crediamo sempre in caos. Nel Margine apre la nuova struttura, ma non ci sono attrezzature e personale, cioè praticamente istanze al buiter. Nell'Oristanese coperti solo 61 ambulatori di medicina di base su 123. Manovra sì a gennaio, i comuni per noi risorse insufficienti, le audizioni in commissione bilancio, Confindustria allarme su trasporto merci, stretta sulla pensione anticipata fino a 6 mesi senza assegno e sul TFR scatta il silenzio assenso. Questo sono quello che di Napoli, già Fornero e a quanto pare che poi hanno fatto scontro e la Fornero non solo non è abolibile, ma l'hanno addirittura mandata in peuso. Mereu, portate subito la Pratobello 24 in aula, abbiamo tornato in argomento aree idonee, il sindaco di Orgosolo, padre della legge, iniziativa popolare, chiede risposte in tempi rapidi. E ora Pasquale Mereu, padre della Pratobello 24, il sindaco di Orgosolo, ha appreso della sentenza con cui la consulta ha dichiarato illegittima una legge sulle aree idonee durante un incontro a Nuoro. Si conferma quel che già sapevamo, cioè che la legge 20 non avrebbe superato lo scoglio della consulta.
quindi sarebbe Pratobello, non ne siamo sicuri. Chi figurate un pacco della lascia. Spiega Mereu, adesso una strada percorribile è quella di ricorrere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in Lussemburgo per la violazione della legge delega e le indicazioni europee sui consumi e il rispetto dei territori. Mereu è sicuro di una cosa, una possibilità esiste ancora, che Comandini e Tolde portino in consiglio la Pratobello 24, tirandola fuori dall'armadio ormai impolverato in cui giace dimenticata dal mese di ottobre 2024. Potrebbe essere una soluzione, ma non nisco quanto possa funzionare. Tolde, nessuno ci imporrà la transizione, il centrodestra era sbagliata la norma. I comitati non festeggiano, è un pasticcio giuridico. Intanto, l'argomento l'abbiamo già affrontato, Desirée Manca ritorna sulle polemiche scoppiate per la trasferta in Argentina. Io in business class, anche gli altri assessori nel passato. Desirée Manca ritorna sulle polemiche nate intorno al viaggio istituzionale argentino in occasione del 9° congresso dei circoli sardi a La Plata a fine novembre. Lo fa a modo suo, con un video pubblicato sui suoi canali social e dove aggiunge alcuni dettagli rispetto al comunicato del giorno prima, seguito all'attacco frontale del consigliere regionale dell'opposizione Alessandro Sorge. Vabbè, insomma, il problema è che Isapuro prima ha tabocchinato contro lo privilegio della classe politica e poi insomma hanno beste si biselete se privilegio. Colamo la politica internazionale, noi ai compromessi sul Donbass, questi Putin che chiaramente gli schimo di un bacchere tannare e Putin boccia anche la tregua di Natale, ma per gli USA la pace è vicina. Zelensky prepara la proposta dopo il vertice di Berlino, Mosca gelo sulle truppe a guida UE, figurati un po'. Diffamato Trump, chiede 10 miliardi alla BBC, ci difenderemo, non ha dato la BBC, infatti non credo che hanno messo in porto la causa di diffamazione di Trump, figurati di diffamazione. Solo può essere montato in una certa maniera, l'ho fatto, lo adesso capito un Bill, avete ballaginare sul Campidoglio. Anche una coppia tentò di fermare il killer, uccisi entrambi, no? Che siamo danni di strage, che è stata in Sydney, in Australia, e comunque sono pompanne proprio questa cosa del ISIS, danne forza che probabilmente è mancuata, due Pellegrino, insomma, che probabilmente si crediano del ISIS. L'attentatore più giovane esce dal coma. Un video girato dalla telecamera di un'auto rivela che non solo il fruttivendolo eroe Ahmed ha tentato di disarmare gli attentatori, un'altra coppia ha provato ad intervenire, finendo però uccisa. È emerso nel giorno in cui il primo ministro australiano Anthony Albanese ha spazzato via ogni ultimo dubbio sul movente della strage. Il padre e il figlio che hanno sparato sulla folla inerme della festa ebraica di Omad Bond Beach, uccidendo 15 persone, erano motivati dalla ideologia dello Stato islamico. Un odio che Boris Gurman, 69 anni, e la moglie Sofia, 61 anni, hanno provato a fermare. Erano gettate appunto sopra. Loro due sono di fatto le prime vittime dell'attentato. Le immagini drammatiche di una Dashman mostrano Boris che placca Said Akan, il più anziano, sulla Cap del Parade a Bondi, mentre esce dall'auto che sul parabrezza ha la bandiera dello Stato islamico. Bisogna strappargli l'arma e va posto a perdere. Zakharova elogia Salvini e l'opposizione insorge. Salvini ha detto che l'Europa praticamente sono nazista,
il plauso della portavoce russa, innegabili le sue parole. Tradizionale colazione di tavolo di lavoro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme anche a 7 ministri, tra cui il Vice Premier Antonio Tajani, in vista delle comunicazioni della Premier alla Camera e al Senato sul prossimo Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. Oggi sarà l'occasione per un nuovo faccia a faccia a Montecitorio tra l'inquilina di Palazzo Chigi e i leader di PD ed M5 Stelle, Henry Schlein e Giuseppe Conte, mentre resta il nodo sugli asset russi congelati, con il centrodestra che nella bozza di risoluzione lascia su questo tema la palla a Bruxelles. E in invece la questione Salvini, allora Salvini narata, dunque si infiamma intanto la polemica dopo l'intervento su Telegram della portavoce del ministro degli esteri russo Maria Zakharova, che ha elogiato le parole del vice premier leghista Matteo Salvini pronunciate ieri per invitare alla prudenza prima di parlare di altre armi. Salvini ha detto: se Hitler e Napoleone non sono riusciti a mettere in ginocchio Mosca con le loro campagne di Russia, è improbabile che Kaja Kallas, Macron, Starmer e Merz ci riescano. Il paragone è accurato, la conclusione innegabile, scrive Zakharova, scatenando l'ira delle opposizioni. E insomma ha fatto una metaman Ucraina, Zelensky, dialoghi di pace intensi, ipotesi di forza multinazionale per la difesa. Le proposte dovrebbero essere presentate a Mosca a breve. C'è il nodo risarcimenti, cioè distruggere e non querer pacare. Bene, che in questo amor finito, ritengo la veoie e tancamo su, chissà. Intanto ci riaccodo narrate in pochi giorni ho subito un secondo lutto personale, perché oltre a quello di Marco, sabato scorso è morto a Olbia zio Chircheggio Farina, marito di zia Pasqualina. Quest'ultima è mia zia, sorella della mia buonanima di mia madre. Zia Pasqualina è stata la sorella di Pretedio Nano, voce storica del gruppo principale del canto a tenore di Lodel, vedo suonete alle schiere. Ti devo ringraziare, Bustiano, perché se non l'avessi letto il post su Facebook annunciando la morte del zio Chircheggio Farina, non lo avrei nemmeno saputo. In effetti bata pure un attimo molto chi è in qualche maniera, cioè chi è imparentato direttamente a Bizzi, una persona del 41 anni, ma non sono autorizzato a ne dare toccamento, e quindi l'uccito solo, insomma, pertanto producante a le schiere di chi è ritrattata, un dolumanno. Tancamo su Ritenova la Veoie, che si aggiga la tancatura, e poniamo Sauche, però non so, eccola qua. Oggi non ho avuto problema di audio, ho posto la telecamera destra e la telecamera destra è funzionante mezzo dessa nova. Bene, a mezzo vedere, buon a tutto da Bestia TV, odioso e mezzo da casa.